Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Questa settimana in apertura andiamo a Rimini per l'ingresso di Monsignor Nicolò Anselmi nella sua nuova diocesi. Sotto la pioggia non è mancato però l'entusiasmo, la gioia di tanti fedeli della diocesi di Rimini, ma anche di tanti genovesi che hanno voluto accompagnare il loro vescovo ausiliare, Don Nicolò Anselmi, in questo nuovo incarico pastorale. La cronaca della giornata nel servizio di Cristina Oneto e poi vediamo insieme le interviste che sono state realizzate da Francesca Di Palma della redazione genovese del Cittadino e da Marco Scarfò per TNN. La pioggia e il freddo non frenano lo spirito di accoglienza e festosità dei riminesi che nel pomeriggio della domenica della Parola di Dio, nell'ottavario della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, hanno accolto il loro nuovo vescovo. Monsignor Nicolò Anselmi giunge in piazza Cavour, dove riceve il saluto delle autorità, a partire dal primo cittadino. Posso dirle che alla base delle luci e delle ombre, con le quali veniamo molto spesso raccontati, sta una enorme umanità. Intervento che si conclude con un fuoriprogramma. Una bicicletta. È una bici con i colori bianco-rossi di Rimini. Le caratteristiche umane del vescovo Nicolò vengono messe in risalto dall'arcivescovo Marco Tasca. Che sempre mi ha colpito in questi 2 anni e mezzo la sua capacità veramente di ascoltare una volta, 2, 3, 5. Per cercare di capire meglio, per cercare sempre più di approfondire, di stare vicino alla persona che il Signore gli metteva accanto. Quindi prende la parola il vescovo emerito Francesco Lambiasi, che si sofferma sul motto episcopale di Monsignor Anselmi. Ut unum sint non sono parole di Don Nicolò, sono parole di Gesù, che siano tutti insieme una cosa sola. Dalla piazza la folla si trasferisce nella cattedrale chiamata Tempio Malatestiano, dedicata a San Francesco. Qui il vescovo Nicolò prende ufficialmente posto sulla cattedra. L'omelia si concentra sulle letture e il Vangelo domenicale, in cui ritorna il tema dell'unità dei cristiani, seguendo l'insegnamento di Cristo. Ecco, io penso che una delle motivazioni grandi è quello di essere dei collaboratori del Signore per l'unità e la salvezza della Chiesa e di tutti. Nell'unità la forza di avvicinare anche chi è lontano dalla Chiesa. Io penso che grazie a questo anche nella mia parrocchia, io prima di venire qui ero parroco di una piccola parrocchia del centro città, mi sento insieme a tante persone qui presenti, forse rimanendo uniti abbiamo pescato qualcuno. E infine l'augurio di buon cammino pronunciato a nome dei riminesi dal vescovo Francesco. Tim Bota, caro vescovo Nicolò. E tu non ha bisogno di traduzione. Abbiamo fatto le prove in macchina quando e tu però non stancarti di ripeterci Tni Bota, sorelle e fratelli tutti. Monsignor Anselmi, il nuovo vescovo di Rimini, ha fatto oggi l'ingresso, e qual è il sentimento che prevale in questa giornata che segna l'inizio del ministero in questa chiesa? Beh, è stata una giornata bella, che diciamo che anche la presenza di tanti genovesi mi ha addolcito poi in effetti un distacco che poi in realtà c'è, tanti laici, tante persone che ho incontrato nella vita diocesana, che ho incontrato nelle varie parrocchie che ho frequentato, e anche tanti sacerdoti. Non me l'aspettavo, dico la verità, perché hanno fatto un lungo viaggio e quindi una giornata bella per tanti motivi, ma anche per questo. Aiutarsi con gli altri e lavorare perché tutti siano uniti in Gesù. Questa è una sintesi del messaggio che ha dato la diocesi, e quindi qual è una prima parola che vorrebbe che rimanesse alla Chiesa e alla città di Rimini in questa giornata? Volersi bene, aiutarsi, essere una cosa sola,
concretamente, amandosi davvero. Erano presenti tanti genovesi oggi, sia in presenza ai vari eventi nella città, sia collegati in diretta, e qual è un saluto che vuole fare ai genovesi e ai liguri che l'hanno accompagnata in questa giornata? Grazie per questi anni, però sono convinto che non ci dobbiamo perdere, no? Perché tutte le cose che abbiamo costruito, i sentimenti, superano anche le distanze fisiche, per cui insomma, portiamoci ancora reciprocamente nel cuore. Quando nel Signore, con la forza dello Spirito, si diventa una cosa sola, poi non si può più diventare due, ecco. Quindi saremo sempre uniti da lontano, ma io penso ogni tanto di presenza, perché per trovare la mia famiglia, per trovare persone anche che ho conosciuto per tanti anni, poi ogni tanto verrò a Genova e spero che qualche genovese venga a Rimini. E infine, qual è un'esperienza, un momento, una cosa del suo ministero nella Chiesa di Genova che si porterà e che pensa possa essergli utile per questo nuovo servizio nella diocesi di Rimini? Ma io dico sempre che le cose che mi porto dietro sono soprattutto, non sono cose, ma sono persone, sono sentimenti, sono esperienze, specialmente esperienze con chi magari attraverso un momento di difficoltà e poi attraverso anche l'aiuto di tutti, e così un pochino anche il mio invece sono riusciti a ripartire, a rimettersi in gioco, a ritrovare un senso alle loro giornate. Quale ricordo di Monsignor Nicolò porterà sempre nel suo cuore? Ma di Don Nicolò, credo che i ricordi siano veramente belli, soprattutto quelli passati insieme quando è stato in montagna come consiglio episcopale. Proprio il vedere la sua passione per la montagna, proprio il constatarla, e purtroppo il ritmo che avevamo non ci ha permesso di fare grandi passeggiate, ma credo che sia stato veramente bello vedere questa passione che lui ha. È il momento proprio anche della condivisione, stare insieme per cercare insieme davvero quello che è il bene della nostra Chiesa e mettersi un po' in ascolto anche di quello che la Chiesa oggi ci chiede. Quindi davvero il momento un po' delle sue passioni è il momento della condivisione del Consiglio Episcopale. Qual è l'augurio che vuole fare a Monsignor Anselmi all'inizio di questo ministero, all'inizio di questo servizio nella Chiesa di Rimini? L'augurio che faccio a Don Nicolò è quello di amare e di appassionarsi per questa Chiesa, ma su questo non ho il minimo dubbio. Nicolò saprà davvero voler bene a questa Chiesa, farsi voler bene, perché davvero è un uomo, un cristiano, un sacerdote e un vescovo con passione, con voglia di fare, con questo atteggiamento di ascolto che in questi anni che sono a Genova l'ha contraddistinto, ed è l'augurio davvero che questo popolo di Dio possa ritrovare e rivedere in Don Nicolò queste cose belle che noi come Chiesa di Genova abbiamo visto in questi anni. È un gran dono che davvero la Chiesa di Genova ha fatto a questa Chiesa, e proprio mi diceva stasera il Vescovo Emerito di Rimini, davvero è bene che facciamo, e siamo oramai in una fase di gemellaggio come Chiese, e questo è davvero bello, e su questo credo che l'augurio di Nicolò che sempre senta questa Chiesa di Genova come la sua Chiesa nella quale lui è nato, cresciuto, è diventato sacerdote e vescovo, che senta sempre questa bellezza di questa Chiesa e sappia davvero condividere questa bellezza con le bellezze di questa Chiesa in Rimini. E infine, guardando alla celebrazione di oggi in cattedrale e al saluto alla città in piazza Cavour, e guardando anche alla grande partecipazione dei genovesi sia in presenza che collegati, che cosa si sente di dire? Nei riguardi un po' di quello che siamo detti un po' in piazza, la parola che mi è stata impressa è insieme, sia da parte del sindaco sia da parte di Don Nicolò. Questa volontà di camminare insieme è l'unico modo che abbiamo per affrontare veramente le grandi fatiche, le grandi sfide di questo nostro tempo. In cattedrale vedere, ma anche in piazza vedere tanti genovesi è segno davvero dell'amore che la gente e la nostra Chiesa di Genova ha per Don Nicolò. Non ha avuto, ma ha. Ci tengo molto a sottolineare questo presente. La Chiesa di Genova, la gente di Genova, della città di Genova, vuol bene a Nicolò e vuole che questo bene vada avanti. Naturalmente il bene non può venir meno, diminuire o morire se è vero bene, e questo è vero bene. E io proprio ho fatto esperienza di questo oggi come Chiesa e anche come città. L'augurio della città di Genova a Monsignor Anselmi che inizia qua il suo cammino pastorale a Rimini.
Sì, siamo contentissimi oggi di essere qui. Abbiamo riscaldato questa fredda giornata, un bel gruppo di genovesi che testimonia l'affetto, la gratitudine nei confronti di Don Nicolò per quello che lui ha significato per noi in questi anni, con l'augurio di continuare in maniera veramente proficua il suo ministero episcopale in questa città, che è molto accogliente, e siamo sicuri che presto potrà conoscerlo e apprezzarne le doti di cuore e di saggezza. Monsignor Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, e volevamo chiederle al termine di questa giornata ricca di segni, di simboli, di tante parole e di momenti vissuti insieme, quali sono un po' i sentimenti che accompagnano questo cambio all'interno della Chiesa che è in Rimini? Ma innanzitutto sentimenti di gratitudine, perché è stata una bella avventura. Non mi sono mai pentito di aver detto sì, e quello che auguro a Monsignor Anselmi è che neanche lui si penta mai del sì che ha detto, e che oggi solennemente, ufficialmente, ma anche molto cordialmente ha cominciato a vivere. Insieme al suo augurio per Monsignor Anselmi, quale può essere, da parte sua che conosce questa Chiesa particolare, un consiglio o un indirizzo fraterno a Monsignor Anselmi, il nuovo vescovo di Rimini? Ma sì, l'ho espresso con l'immagine della Chiesa a coro. Non è un'immagine mia, è di Sant'Ignazio di Antiochia. È una Chiesa che faccia coro, che canti a una sola voce, con le singolarità dei vari soggetti. Ognuno ha un suo timbro di voce, un suo tono originale, particolare, irripetibile. Ecco, allora auguro che davvero riesca a dirigere questo coro, a scuoterlo un po', perché c'è bisogno. Il rischio nostro non è quello di tradire la fede cristiana, ma è quello di andare in automatico. Abbiamo bisogno di svegliarci. Io penso che lui sia l'uomo giusto, l'ho così definito, al posto giusto e al momento giusto, al tempo giusto, proprio per essere un vescovo evangelizzatore che aiuta la Chiesa ad essere una Chiesa missionaria ed evangelizzatrice. L'augurio di Don Matteo a Nicolò, che oggi inizia qua il suo nuovo ministero. Nicolò che faccia sempre come ha sempre fatto, credo che sia la cosa più bella, perché deve essere quello che è un dono per noi, è olio che ci robustisce proprio come il Signore ha fatto con noi, e quindi credo che l'augurio più bello sia proprio quello di dire sì sempre a te stesso. Cosa augura il seminario di Genova a Don Nicolò oggi? A Don Nicolò oggi noi gli auguriamo di continuare il cammino bellissimo e di donare a questa Chiesa quello che ha donato a tutti quanti noi, quindi il meglio, di essere se stesso, di andare avanti tranquillo, sereno, come dice, come ha detto lui, e di portare veramente tanta gioia, tanta allegria, tanto Vangelo come sa fare lui, concreto, vero, semplice, immediato. Questa Chiesa sarà contenta, ne sono sicuro. Emanuele, tu sei un giovane seminarista, che cosa ti porti nel cuore di Don Nicolò? Allora sicuramente è un esempio perché sia un uomo di grande fede, un uomo di grande preghiera. Alcuni di noi hanno avuto la fortuna di fare 2 settimane di pastorale con lui e tutti se ne sono usciti rigenerati, perché sia dall'aspetto della fede ma soprattutto dall'aspetto della carità, perché è un uomo che ha saputo veramente nel nostro centro storico fare quasi dei miracoli in tanti servizi che ha aperto, che ha aiutato ad aprire, la mensa di San Matteo, il servizio di Posta Vecchia, insomma sono tutte cose che il nostro centro aveva bisogno, e lui è riuscito a unire questi 2 aspetti della vita cristiana che sono importantissimi: la vita di preghiera, da cui poi nasce la vita di carità e che alimenta a sua volta la preghiera. Quindi è veramente un uomo equilibrato, è un uomo pieno di spirito del Signore, ed è un piacere per tutto il seminario, soprattutto anche per me, essere qua oggi a potergli dare l'abbraccio di Genova anche adesso che si accinge a diventare vescovo di Rimini. In una parola, come puoi sintetizzare tanti anni insieme a lui in parrocchia? La gioia. Una macchina per andare da Rimini a Genova e da Genova a Rimini. Che cosa auguriamo oggi a Don Nicolò? Ma gli auguriamo tutto il bene possibile, perché mi sembra di aver visto una Chiesa bella, una Chiesa che sa stare insieme, che è molto legata, calorosa, un po' com'è nello stile dei Romagnoli. Penso che non farà fatica
ad ambientarsi. Sono convinto che il bene che ci vuole ce lo vorrà sempre, ma che non ci metterà molto, non dico a scordarsi, ma a farsi una ragione di essere qui. Quindi questo è l'augurio più bello, che faccia presto a sentirsi a casa in questo posto, che mi sembra davvero un bel posto dove fare il prete e il vescovo. Andrea, tu sei in seminario, quali sono i sentimenti tuoi e di tutta la comunità del seminario nel salutare qui oggi Don Nicolò? Beh, c'è tanta gratitudine per il servizio che ha fatto alla comunità diocesana e per la vicinanza che ha sempre espresso Monsignor Anselmi, Don Nicolò al seminario e alla preghiera per le vocazioni. Lo ricordo a tutti gli appuntamenti di Luce nella Notte. Questo è una cosa bella, ecco, avere un vescovo come l'arcivescovo prima Bagnasco e adesso Monsignor Tasca sempre presenti, e questo credo che ci faccia sentire parte di un cammino nella fede di preghiera per cercare di smuovere i cuori delle persone. È una cosa molto, molto bella, ecco, che tocca al cuore. Poi con Don Nicolò sono particolarmente legato per il tempo passato quando era assistente dell'Azione Cattolica del settore giovani, e quindi un'amicizia, ecco, che ci lega da tanti anni. Don Gianfranco, tanti anni vicino a Monsignor Anselmi, che cosa gli auguri e come ce lo puoi descrivere con pochi aggettivi? Direi che l'augurio più bello sia quello di rimanere ed essere quello che è sempre stato. Credo che i cambiamenti fanno parte della vita, quindi c'è sempre un momento di passaggio, ma quello che è essenziale di noi stessi si manifesta sempre. Una persona diretta, crede al Vangelo, che non è cosa secondaria, e soprattutto un uomo molto semplice e di cuore. Mi auguro che questo cresca e non rimanga come è, ma cresca di più. Credo che i cambiamenti ci aiutano per crescere sempre meglio. Un aggettivo per descrivere Don Nicolò? Meraviglioso, entusiasta, torinista, quindi rosso passione, la passione del Vangelo. Un lungo viaggio per accompagnare qui a Rimini Don Nicolò, quali sentimenti ci portiamo dietro? Beh, chiaramente quello di un amico che è diventato vescovo e adesso assume questo importante incarico nella diocesi di Rimini. Sentimenti di affetto, di stima, sicuri di lasciare un pezzo della nostra storia insieme, ma sicuri che lo ritroveremo qua nella sua nuova diocesi a fare quello che ha fatto bene nella diocesi di Genova, quindi siamo contenti per lui e gli auguriamo ogni bene. Don Paolo, compagno di messa di Don Nicolò, che cosa ricordi, che cosa ci vuoi ricordare che avete condiviso assieme in tanti anni di amicizia anche? Beh, con Nicolò abbiamo condiviso veramente tantissimo per una vita, da quando eravamo in seminario, lui chiamato dal padre spirituale Lupo Grande, io Lupo Piccolo, e quindi stessa parrocchia, camminato tante gite, tante GMG, è venuto a trovarmi in Africa, abbiamo girato sempre assieme, è una gioia veramente esserci come compagno, a rappresentare un po' anche gli altri compagni della classe e appunto capisco per noi il dolore del distacco, ma bisogna sempre essere presenti dove il Signore ci piazza e in quel momento lì buttare il cuore oltre la siepe, come direbbe BP, e stare presenti alla realtà dove si è, e sono sicuro che Nicolò lo farà benissimo dove è adesso e mi sembra che i riminesi siano ben disposti ad accoglierlo. Domenica 22 gennaio la Chiesa ha celebrato la quarta giornata della Parola di Dio, istituita nel 2019 da Papa Francesco. Nel servizio che ci arriva dalla diocesi di Tortona ascoltiamo la riflessione proposta da Monsignor Guido Marini. Una giornata dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della parola di Dio, perché cresca la familiarità con le sacre scritture. È questa la Domenica della Parola di Dio, istituita nella terza domenica del tempo ordinario dal Papa nel 2019 con il motu proprio Aperuit illis, apri loro la mente per comprendere le scritture. Il documento venne consegnato il 30 settembre, memoria di San Girolamo, padre e dottore della Chiesa, autore della Vulgata, la prima traduzione completa in lingua latina della Bibbia, che
permetteva di mettere a disposizione le versioni in lingua ebraica e greca delle scritture. Dedicare una giornata alla parola di Dio è un'occasione preziosa per rendere la Chiesa sempre più consapevole della realtà fondamentale della sua identità, la centralità della parola di Dio. Il tema scelto per la Domenica della Parola 2023 è stato tratto dalla prima lettera di Giovanni: vi annunciamo ciò che abbiamo veduto. Nella cattedrale di Tortona il vescovo Guido Marini ha presieduto la celebrazione dell'Eucarestia, nella quale è stato annunciato il Vangelo dal pulpito. In questo rendere più solenne la proclamazione del Vangelo ci siamo serviti di alcuni segni che nella liturgia sono abituali. Il segno dei candelieri accesi, il segno dell'incenso e anche il segno del salire verso l'alto. Sono segni semplici, eppure importanti e ricchi di significato, perché ci ricordano soprattutto che la parola di Dio non è un libro. Non accendiamo le luci, le candele per un libro. Non incensiamo per un libro. Non saliamo verso l'alto per un libro, ma perché in quel libro in cui è scritta la parola del Signore noi contempliamo e ascoltiamo colui che è vivo, la parola eterna di Dio, il Verbo fatto carne per la nostra salvezza, il Signore Gesù risorto e presente in mezzo a noi. Nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria Canale, i fedeli si sono ritrovati per la Lectio Divina guidata dal Vescovo, che ha proposto una riflessione incentrata sul capitolo 4 del Vangelo di Matteo. E restiamo a Tortona per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Sono due gli appuntamenti principali che sono stati organizzati a Tortona in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. I Vespri ortodossi, celebrati nella parrocchia ortodossa romena San Teodoro Studita dal parroco padre Catalin Aftodor, con la partecipazione del vescovo Guido Marini, e i Vespri cattolici che il vescovo ha presieduto in cattedrale, con la partecipazione di padre Gregorio Plescan, pastore della chiesa Valdo Metodista di Alessandria. Ci siamo incontrati questa sera per celebrare i Vespri nella chiesa della comunità ortodossa romena a Tortona. È stato un momento intenso, bello, di incontro con il Signore, e abbiamo ricordato che il cammino verso la piena unità dei cristiani passa soprattutto attraverso una grande conversione del cuore e dunque da un incontro sempre più intenso con il Signore Gesù che trasforma il nostro cuore. Certo, in questa luce abbiamo alcune vie importanti da percorrere insieme che ci saranno di aiuto. La via della preghiera, la via della fraternità e dell'amicizia, la via della carità, la via della giustizia e della pace, la via della testimonianza. Nella preghiera di questi giorni chiediamo insieme al Signore di poter percorrere queste vie e che Lui ci cambi il cuore, perché sia Lui la sorgente della nostra unità e quindi sia Lui a donarcela, perché questa unità possa essere presto piena e compiuta. Sono contento di avere questo incontro in questa sera speciale, perché ecco, aspettiamo un anno e all'inizio dell'anno facciamo un incontro dove la Chiesa ortodossa con la Chiesa cattolica che ci ospita la nostra comunità romena qui a Tortona, facciamo questa preghiera per un inizio d'anno buono, preghiera per unità, preghiera per poter passare tutte le cose brutte che sono in questo mondo, un mondo vediamo non perfetto. La perfezione è rappresentata dal Dio,
lo Dio che con suo amore fa che noi svolgiamo il nostro volto sul cielo e chiedere aiuto. Dobbiamo imparare di nuovo a chiedere aiuto quando non è bene per noi uomini. Di nuovo sono contento e ringrazio per questo giorno e aspettiamo di fare insieme con il Vescovo di Tortona, Monsignor Marini, una preghiera speciale, una preghiera che ci dà la speranza d'unità, la speranza che Gesù Cristo ci aiuterà in momenti difficili della nostra vita. Ora andiamo a Savona, dove si è conclusa l'8ª assemblea del Sinodo diocesano Chiesa di Savona Prendi il Largo confidando, che si è conclusa con l'approvazione delle 8 relazioni pastorali presentate dalle rispettive commissioni. Il Sinodo entra così nella terza fase del secondo anno di lavori. Il cammino che porterà alla 9ª sessione a fine marzo si concentrerà ora nel tradurre le indicazioni finora maturate in norme e regole. Ma ascoltiamo nel servizio che abbiamo preparato con l'aiuto dell'ufficio stampa della diocesi di Savona Noli quali indicazioni, quali prospettive sono emerse dai lavori dell'ultima assemblea. L'8ª assemblea del Sinodo diocesano savonese ha avuto i suoi momenti forti nella lettura delle relazioni da parte dei presidenti delle commissioni, nei dibattiti che hanno visto complessivamente 65 interventi e nella votazione finale. Anche queste relazioni, come quelle dello scorso anno, confluiranno nel Liber Sinodalis che sta elaborando la Commissione dei Testi. Non sono mancati gli spunti di riflessione. Nella Commissione 1, Liturgia e Santi Segni, l'attenzione principale era sull'Eucarestia, con sottolineature sul problema della distanza dei giovani dal linguaggio liturgico, sulla religiosità popolare, sul numero e la distribuzione delle messe. Ha suscitato confronto il tema del sacramento della riconciliazione e si è parlato del ripensamento del ruolo dei padrini e dei ministeri laicali anche in vista di celebrazioni domenicali in assenza di sacerdoti. Il sacramento della casa, tema della seconda commissione, è stato sviluppato evidenziando la necessità dell'educazione dei giovani all'affettività, la dimensione generativa di ogni relazione affettiva, la ricchezza della pluralità delle relazioni di coppia. Stringente la conclusione: le famiglie ferite non devono sentirsi fuori posto, le famiglie normali non devono sentirsi a posto. La terza commissione, i poveri primi vicari di Cristo, ha invitato a cambiare lo sguardo sulla vita, smettendo di parlare dei poveri senza i poveri, cercando occasioni di condivisione, non di assistenzialismo, e prestando attenzione anche alle povertà spirituali come la malattia e la carenza di relazioni. La relazione della quarta commissione, i giovani, la fede e il discernimento vocazionale, ha posto l'accento sull'ascolto e la vicinanza senza logica di proselitismo ai giovani, sulla valorizzazione dei linguaggi dell'arte, della musica e della scienza, sul ruolo dei sacerdoti nell'accompagnamento, sul valore delle testimonianze di vita di adulti credibili e sull'educazione alla bellezza e alla pace. La Chiesa delle genti e dialogo ecumenico e interreligioso, argomento della quinta commissione, ha espresso 2 sogni: quello di una Chiesa inclusiva verso tutti e capace di scomodarsi per l'altro, e quello di una Chiesa capace di condividere luoghi, spazi e temi e dialoghi con le persone di altre confessioni. La sesta commissione, sulla sfida della Laudato Si, ha declinato il valore dell'ecologia integrale nel recupero di uno sguardo contemplativo sul creato, nella scelta di adottare stili di vita rispettosi della casa comune, nella cura per la fragilità dei poveri e dell'ambiente, nella sfida educativa e sociale. Non è mancato l'auspicio che ogni parrocchia entri nella rete delle comunità energetiche. La relazione sulla comunicazione, tema della settima commissione, si è interrogata su cosa, a chi e come comunicare, declinando l'annuncio cristiano soprattutto nel linguaggio dei gesti e delle testimonianze e utilizzando gli strumenti in un equilibrato mix di mezzi tradizionali e nuovi linguaggi. La via della bellezza e del dialogo culturale, ottava commissione, si è tradotta nella valorizzazione del patrimonio artistico, nella formazione alla sperimentazione, nel dialogo con gli ambienti culturali cittadini e nella cura delle relazioni intorno alle domande di senso.
Restiamo a Savona perché nel corso del 2023 la diocesi celebrerà il centenario della nascita di Vera Grita, serva di Dio, salesiana cooperatrice e mistica dell'Eucarestia, con una serie di eventi promossi dalla Fondazione Vera Grita e Don Gabriello Zucconi, opera dei Tabernacoli Viventi e della Parrocchia Maria Ausiliatrice di Savona. A Savona, appunto, sabato 28 gennaio alle 11 il vescovo emerito Vittorio Lupi presiederà la Santa Messa in chiesa. A mezzogiorno si terrà la benedizione dell'insegna della Fondazione di Via Piave 19 e alle 13 il pranzo nel seminario vescovile. Qui alle 15 Don Pierluigi Cameroni, postulatore generale per le cause dei santi per la famiglia salesiana, terrà la conferenza su I santi nella vita della Chiesa. Alle 15:45 Maria Rita Scrimieri e il carmelitano padre Giovanni Maria Tomasi parleranno dei servi di Dio Vera Grita e Fra Gioachino di Regina Pacis e delle beate Ita Lamela e Chiara Luce Badano nell'incontro in cammino con i santi in Liguria. Domenica 29 gennaio si terrà la visita al cimitero di Zinola e un momento di preghiera sulla tomba di Vera Grita, a seguire le conferenze sul tema e il pranzo in seminario. Prossimamente, sempre nei locali del seminario savonese, inizierà il ciclo di Lectio Magistralis su i mistici nella Chiesa. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.